il tema oggi al centro è, come ha detto Marcato in un'intervista recente in un giornale, vorremmo capire se questo partito è ancora la nostra casa oppure no, perché ci facciamo fatica a riconoscerci e non abbiamo risposte, e questo credo sia abbastanza grave. Prima di parlare di trasloco bisogna trovare la casa giusta, e quella per Giampaolo Bottacin, Federico Canera e Roberto Marcato al momento non è detto possa essere la Magione offerta dal coordinatore regionale di Forza Italia Flavio Tosi. Il Toto Scommesse va avanti da mesi, imperscrutabile fino a ieri. L'assessore regionale bellunese Giampaolo Bottacin ha deciso di mettere nero su bianco le ragioni del suo malumore, che sono di natura politica e amministrativa. Li elenchiamo. Per scelta della segreteria regionale nessun bellunese è stato candidato alle politiche e avevamo 2 parlamentari uscenti, poi uno purtroppo è mancato, ma avevamo 2 parlamentari. Da 2 parlamentari a, non dico un parlamentare, ma neanche un candidato presente, è un fatto estremamente grave. Io vorrei una risposta chiara su questo, lo dico da bellunese prima ancora che da leghista. Poi il direttivo provinciale di Belluno, visto come era stata presa a sberle la provincia di Belluno, ha chiesto un sottosegretario per compensare la mancanza di un parlamentare. Non mi risulta sia neanche arrivata una risposta in questo senso. Nell'elenco c'è la nomina della presidenza del Fondo dei Comuni di Confine, storicamente assegnata a esponente dello stesso partito del ministro, ma al fondo Calderoli ha designato Dario Bonda, che pur bellunese oggi è di Fratelli d'Italia. Questo per quanto riguarda i temi politici. Poi ci sono le questioni che si intersecano con l'ambito amministrativo, come quella dell'idroelettrico. Vorrei capire qual è la linea di questa segreteria, visto e considerato che sui riparti dei vigili del fuoco volontari la giunta è andata sotto in commissione. Uno smacco alla Lega bellunese senza precedenti per Bottacin, che da 14 mesi chiede risposte a un partito silente. A interloquire via social con l'assessore ci ha pensato l'ex deputato trevigiano del Carroccio Giuseppe Paolin. Ho fatto la disamina di cosa ha avuto Bottacin, ha fatto 3 giri in regione, 2 volte l'assessore, ha fatto il presidente di provincia, tra l'altro è riuscito a farsi mandare a casa. Quindi non riesco a capire dov'è lo scandalo, cioè di cosa stiamo parlando. Io quello che dico, da militante leghista, dico: se questi signori vogliono andare, le porte sono aperte, come è sempre stato in Lega. L'attacco sferrato da Paolina Bottacin su Facebook a una trentina di like e una condivisione non pubblica non scalfisce l'assessore. Mi hanno fatto un po' sorridere quelle considerazioni che ho visto di Paolin. Lo dice lui che la Lega ha dei problemi. Per l'ex parlamentare della Lega il partito non è allo sbando. Paolina afferma: ci sono alti e bassi e vanno amministrati. Per me esiste una disciplina di partito, un mettersi a disposizione del partito. Il partito fa delle valutazioni per mettere in campo la squadra migliore. Si tratta di far politica, di parlare, di proporre le proprie idee, ma non è quello che stanno facendo soprattutto Bottacin e Canera.